Rieccoci insieme, cari telespettatori. Allora, quest'oggi, visto che siamo prossimi, oddio, mancherà tutto sommato un mesetto, però l'approvazione della legge di bilancio, ci sono sul fuoco alcune tematiche importanti, di volta in volta noi cerchiamo qualcuna di approfondirla, una in particolare, essendo supportati dallo SPCGL, indovinate qual è? Eh sì, le pensioni. Che cosa potrebbe cambiare sostanzialmente con la nuova legge di bilancio per i pensionati e per quali pensionati? Che cosa c'è di meglio, che cosa c'è di peggio, che cosa ne pensa sostanzialmente il sindacato? Vediamo un po' di fare il punto della situazione. È molto importante comprendere certe dinamiche perché poi ci sono delle azioni che il sindacato, adesso vedremo, ci renderà partecipe, vorrà intraprendere delle manifestazioni o qualcosa prima che, tra virgolette, sia troppo tardi. Allora, per analizzare i vari aspetti, pertanto rendervi partecipi, e come sempre mettiamo il presupposto, potrebbe cambiare, quindi allo stato attuale questo si prospetta, però in corso d'opera ci potrebbero essere dei correttivi. Abbiamo qui in studio Antonella Franceschin, segretaria SPCGL di Padova, ben ritrovata, grazie di essere qui con noi, e Walter Cavasin, Dipartimento Previdenza SPCGL Nazionale, grazie Buongiorno anche a lei, a tutte e a tutti. Ben ritrovato. Allora, cominciamo con lei, Cavasin, vediamo un po' di capire in generale che cosa si è messo mano o non si è messo mano alle pensioni, che cosa prevede per voi la legge di stabilità. Allora, in generale devo fare una piccola premessa. In tutti gli incontri che sono stati fatti al Ministero sulle pensioni o anche su altre cose, non c'è stato un confronto. Erano 30 associazioni, se no anche di più, poco spazio per ogni organizzazione. Noi come CGIL e CISL avevamo già presentato le nostre piattaforme, quindi abbiamo ribadito quello che c'è, ma dalla parte governativa non c'è mai stata nessuna proposta. Cioè, c'è stata l'audizione? Però non c'è stato modo non c'è stato né un confronto né per trovare poi delle soluzioni, solo di ascolto di quello che veniva prospettato. No, loro non ci hanno fatto nessuna proposta. Quindi avete ascoltato che cosa? No, abbiamo detto noi, loro ascoltavano. Vabbè, dai, già qualcosa, insomma. No, non è qualcosa, perché se uno ascolta e poi fa quello che vuole... perché poi di fatto delle cose che voi avete detto... Non hanno preso niente, anzi hanno peggiorato quello che già c'era. Per fare un esempio, poi Antonella entrerà più nel merito, hanno peggiorato i requisiti per accedere alla pensione, per quanto riguarda la lotta fiscale, qua sembrerebbe che... tutti parlano. Sapete dove fanno la lotta fiscale? Con l'incrocio dei dati delle badanti, dei contributi delle badanti e con i dati dell'Agenzia delle Entrate. E là, secondo loro, fanno la lotta all'evasione fiscale. Però hanno trovato un bel po' di badanti che non sì, però il problema è già qualcosa. Si portano a casa quasi niente. Se andassero a prendere chi effettivamente non versa i contributi in ritardo e che sono i datori di lavoro, non i pensionati che hanno la badante, ma sono altri, tipo i datori di lavoro veri oppure le multinazionali, tutta questa cosa, e si continua a fare condoni. Si fa solamente specchietti per le allodole. Sì, ma credo che fosse comunque che le badanti non dichiaravano, i pensionati li aveva messi in regola, ma erano i badanti i pensionati li ha messi in regola, ma c'è da pensare a un'altra cosa, che queste persone, molte di queste sono straniere, e non tutte conoscono conoscono la legge. Conoscono tutto. Ma l'hanno imparata da noi, l'hanno imparata da noi italiani a non rispettare le regole, perché con tutta quell'evasione fiscale che c'è in Italia non è che sia data dalle badanti. No, comunque quel capitolo è molto delicato e non addentriamoci, sennò anche con i nostri telespettatori apriamo un vortice. Noi vediamo la copertina che appunto ribadisce che cosa cambia per le pensioni, per far capire bene ai nostri telespettatori di puntare l'attenzione su quello che state adesso, che voi ci racconterete. Lei, come aveva detto, il governo va a peggiorare, ecco qua c'è la slide, la legge Monti-Fornero. Perché? Spiegami i vari punti.
Allora, intanto ha innalzato dei requisiti per accedere alle prestazioni tipo quelle dell'APE sociale, dell'opzione donna, poi ha peggiorato di nuovo la quota 103 che non aveva portato a niente, hanno peggiorato ancora la parte della rivalutazione, secondo me forse ci torneranno su perché gli servono soldi, perché altrimenti non li hanno, quindi i pensionati sono considerati dei bancomat per il governo, e poi c'è questa partita che cambiano le cose retroattivamente, cioè fino ad oggi c'era un sistema di calcolo delle pensioni degli ex dipendenti enti locali, dipendenti pubblici quindi, ma non tutti, enti locali, sanità essenzialmente, quindi compresi anche i medici, coloro che avevano meno di 15 anni di contributi al 94, gli peggiorano il sistema di calcolo, ma retroattivamente, e secondo noi questa è una cosa incostituzionale, anche perché, per fare un esempio, i giornalisti, l'INPGI che è entrato nell'INPS 1 anno e mezzo fa, cosa ha fatto? Hanno mantenuto, perché è stato soppresso l'INPGI, ha mantenuto fino ad allora la normativa vecchia, e da quel momento in poi hanno messo quella nuova, però quello che era già stato maturato è stato conservato. Invece con questa norma quello che era stato maturato viene declassato e diminuito. Chiaro. In sostanza. Devo aggiungere qualcosa, segretaria, a questo impianto un po' in generale? No, sostanzialmente gli slogan sul cambiamo la Fornero perché non risponde alle esigenze attuali del ricambio generazionale, in sostanza non è stato fatto, perché la Fornero, al di là di andare a ritoccare sul sistema di calcolo di alcune fasce di lavoratori, tra l'altro ricordiamo che soprattutto vengono toccati quei lavoratori che fino a 2 anni fa, fino all'anno scorso, erano considerati gli eroi che hanno salvato il nostro paese, adesso vengono ulteriormente penalizzati perché viene rivisto il loro sistema di calcolo pensionistico. Quindi slogan a vuoto, perché di fatto la Monti Fornero non cambia di una virgola. Sono state cambiate altre misure inserite negli anni passati, riproposte con, poi vedremo nel dettaglio, con dei peggioramenti su tutti i fronti. Certo. Quindi non possiamo parlare di una vera e propria riforma pensionistica, ma soprattutto non possiamo parlare di qualcosa che vada a vantaggio dei futuri pensionandi. Allora, infatti non c'era in essere ancora una riforma pensionistica, questa è ancora da venire, mi sa. Allora, partiamo dalla quota 103, che è stato un aspetto che è stato preso in considerazione, poi qua c'è un esempio che viene anche fatto, però intanto vediamo la slide precedente dalla regia, che così capiamo di che cosa si tratta, perché magari molti dei nostri telespettatori non hanno neanche ben presente che cos'è. Allora, torniamo un po' indietro. Eccolo qua. Le quote appaiono nel 2019, per rispondere appunto a un'esigenza di ricambio generazionale, di uscita pensionistica, affinché insomma si rinnovi il mercato di lavoro e dia risposte per un pensionamento diverso rispetto alla Monti Fornero. E nel 2019 la prima misura riguardava il triennio 19-2021, prevedeva la possibilità di uscire con 62 anni di età e 38 anni di contributi, a cui poi si aggiungeva una finestra di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e di 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico. Questa misura poi è stata ripresa nel 2022 inserendo la quota 102, ma anche qui iniziando a fare un strafalcione, nel senso che non sono stati mantenuti i requisiti precedenti, è stato di netto tagliato via un'annualità, perché nel 2022 chi compiva 62 anni è stato tagliato fuori, perché i requisiti erano saliti a 64 anni di età e sempre 38 di contribuzione. Cosa è successo nel 2023? Nel 2023, che è quello che vediamo adesso. Esatto, nel 2023 è stata introdotta la quota 103, innalzando ulteriormente
il montante contributivo, che è passato da 48 anni a 38 anni, scusate, a 41. Questo è evidente che non migliorava una condizione, perché i requisiti ora per andare in pensione con la Montifornero sono di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne. Quindi tanto vale aspettare, insomma, di andare in pensione. Con minimo 62 anni di età, e aggiungendo sempre una finestra di 3 mesi o di 6 mesi per i pubblici dipendenti. Il secondo punto, quello del ricalcolo contributivo, è da stare particolarmente attenti, giusto? Esatto. Cosa succede nel 2024? Cioè, qual è la proposta che fa il governo rispetto alla quota 103 da applicare nel 2024? È quella di mantenere il requisito dei 41 anni di età contributiva e i 62 anni di età, ma intanto prolunghiamo l'uscita, perché si va ad ampliare la finestra, che per i dipendenti del settore privato passa da 3 a 7 mesi, per i dipendenti del settore pubblico passa da 6 a 9 mesi. In più, mentre nel 2023 era stato introdotto un tetto sulla quota pensionistica con cui si poteva insomma avere, con lo sblocco poi all'età della vecchiaia, era stato introdotto un tetto pari a 5 volte il trattamento minimo, che poi all'età della vecchiaia, quindi 67 anni, si sarebbe ritornati ad avere l'importo maturato. Esatto. Nel 2024 invece la nuova 103 prevede che si abbassi il tetto del massimale, quindi a 4 volte il trattamento minimo, e in più il calcolo della pensione diventa, anziché retributivo o misto in base al requisito, diciamo, contributivo che ha alle spalle, diventi contributivo. Questo per tutta la vita. Poi, quindi non è che dopo raggiunti gli anni si va a all'età della vecchiaia si abbatte, diciamo, il tetto massimo, nel senso che se la pensione superava le 4 volte il trattamento minimo, all'età della vecchiaia questo viene sbloccato, nel senso che si inizia ad erogare quello che effettivamente ha maturato, ma sempre con il calcolo contributivo, quindi perdendo da un 20% in su rispetto al valore di quello che è stato maturato. Perciò una scelta veramente sì, che crea un danno, poi considerando l'aspettativa di vita che per le donne è intorno agli 83 anni, 80 anni, 81 per gli uomini, che stiamo parlando di cifre intorno alle migliaia di euro. Assolutamente. Ecco. Infatti voi prima avete anche mostrato nella slide un esempio, vediamolo anche insieme, per far capire meglio la situazione, così vediamo di riprenderlo, no? Esatto. Qui vediamo, se vuoi tu... Prego Cavasin. Allora, l'introduzione, in video. Il passaggio dal sistema di calcolo misto a tutto contributivo determina al 99% una diminuzione che si aggira intorno al 20, anche delle volte 25%, dipende dalla situazione individuale della persona contributiva. Però questo, nel caso che è prospettato di una persona che ha adesso sui 50.000 euro, quindi lordi a livello previdenziale, che avrebbe avuto con il calcolo cosiddetto misto lordi sempre 2.270, si troverebbe ad avere 2.749, si trova ad averne col contributivo 2.273, quindi ci rimette 475 euro al mese. Se questo, come diceva Antonella prima, lo proroghiamo nel tempo, arriva alla fine ipoteticamente ad avere 111.000 euro di perdita. Poi se per caso lui decede e c'è il coniuge, anche il coniuge acquista ulteriore poi riduzione alla fine, quindi si fa cassa
ma questo l'hanno fatto, secondo me, come altre, solamente politicamente per fare uno specchietto per le allodole nei confronti delle agenzie di rating e nel confronto con la Commissione europea, per dire: guardate che noi tagliamo sulle pensioni. Quindi il nostro legge di bilancio va incontro a quella che è la richiesta. Che è la richiesta. Poi effettivamente chi ci rimette sono le persone. Se cascano in questo meccanismo, sì. Quindi attenzione. Allora, torniamo naturalmente insieme tra pochissimi secondi, restate con noi, canale 19, non finisce qui, ci sono altre cose su cui fare delle considerazioni, pensione anticipata, APE sociale, opzione donna, insomma vedremo insieme, vi aspetto tra poco. Allora, ritorniamo di nuovo sulla questione delle novità che sono prioritate. Abbiamo fatto un esempio, anzi hanno fatto i nostri ospiti un esempio concreto di quella che potrebbe succedere. Fate quindi grande attenzione, il discorso della pensione, la quota 103, forse è meglio, come dicevate voi, bypassarlo, insomma, aspettare l'età giusta, il momento giusto e non cadere in questa situazione se così resta invariata, perché potrebbe essere penalizzante per poco tempo, per questione di qualche mese. Cos'altro c'è però? C'è l'APE sociale e c'è l'opzione donna, che sono due elementi di cui si sono avvalse diverse persone in passato. Come la vedete? Segretaria, vuole raccontarcela lei oppure... Sì. Allora, per quanto riguarda l'APE sociale, è stata riproposta anche per il 2024, così nella sua forma. È stato introdotto in questo caso un innalzamento dell'età che passa a 63 anni e 5 mesi, perché prima era prevista l'uscita al mese successivo al compimento dei 63 anni. Adesso è stata aggiunta appunto un aumento di 5 mesi rispetto alla maturazione del requisito. Quindi, e un attimo solo, l'APE sociale a chi spetta? L'APE sociale spetta comunque ad una categoria ben definita di lavoratori, ossia devono rientrare nei 4 punti persone che sono disoccupate e hanno esaurito l'indennità la NASPI, l'indennità di disoccupazione, a chi fa attività di caregiver, assiste i familiari inabili, a chi è inabile e ad alcune tipologie di lavoratori cosiddetti gravosi o usuranti, per cui comunque è ristretta ad una categoria ben definita, non è allargata a tutti i lavoratori. Pertanto, già considerato il fatto che non va a toccare insomma categorie ben predefinite, peggiora anche in questo caso l'uscita pensionistica, perché appunto aggiunge 5 mesi e comunque è una misura che viene prorogata di anno in anno, non ha un carattere stabilizzato, perciò ogni anno chi si trova a dover maturare o il montante contributivo, che comunque è definito a 30 anni o 36 o 32 in base alla categoria a cui si appartiene, e l'età pensionabile. Non è detto che appunto per un anno di lavoro o per la mancata compimento dell'età possa sfuggire l'opportunità, pur trovandosi nelle condizioni di poter ogni anno aspettare se viene prorogata o meno. Stessa cosa vale a dirsi per l'opzione donna. Però l'opzione donna anche in passato, adesso vedremo quello che è cambiato, è stata sempre considerata l'estrema ratio, cioè il male minore in una situazione comunque di svantaggio, no? È ancora così? Beh, l'opzione donna ha sempre avuto questo carattere, no, nasce in via sperimentale, è partita nel 2007, doveva esaurirsi nel 2015, dando l'opportunità appunto di uscita a quelle donne che avevano 58 anni se lavoratrici. C'è stato
per un periodo, insomma, il requisito dell'età era diversa, comunque maturati 35 anni, poi c'era la possibilità di uscire aggiungendo una finestra poi di 12 mesi per le lavoratrici del settore privato e di dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome, innalzando anche di un anno l'età di uscita. Insomma, dava appunto l'opportunità per chi si trovava in una condizione che altrimenti, insomma, non aveva possibilità di sbocco se non la pensione di vecchiaia. È stata poi successivamente al 2015 rinnovata di anno in anno fino ad arrivare adesso, con varie modifiche che via via l'hanno peggiorata, arrivando alla misura del 2023, dove intanto hanno innalzato l'età, che non era più 58 anni o 59 per le lavoratrici autonome, ma era 60 anni per tutte, diminuendole in base al numero dei figli, che potevano essere 59 per un figlio e 58, quindi legate a condizioni soggettive, e in più legata ad altri tipi di condizioni, che era quella appunto di essere lavoratrici in un'azienda dove c'era stato aperto un tavolo in settore di crisi, oppure questa è quella dell'anno scorso fino ad esatto. Adesso invece che cos'è? Quest'anno riprende le stesse caratteristiche, però riprende con le stesse caratteristiche e aumenta di un anno. Aumentando di un anno, non sono più non possiamo, che chiedo alla regia di tornare indietro della slide perché non è ancora quella anticipata. Non sono più i 60 anni di uscita, ma sono 61, quindi 35 anni di contributi, 61 anni di età, poi lo sgravio in base al numero dei figli è sempre legato a queste condizioni: se assistono familiari inabili, se sono inabili loro stesse o se lavorano in aziende quindi devono esserci 3 condizioni penalizzanti esatto, pertanto restringono il campo, mentre l'opzione donna era vista un po' per tutte però tutte le lavoratrici. Chi accedeva a un certo punto magari con leggerezza, alcuni l'hanno anche fatto perché non tutti hanno fatto calcoli metafisici su questa di proiezione, si è trovato in una situazione veramente imbarazzante con Opzione Donna, perché ha bloccato una situazione di redditualità estremamente verso il basso. L'Opzione Donna appunto per prima apre la strada al sistema contributivo, penalizzando, come aveva evidenziato Walter prima, almeno da un 20 a un 30% la possibilità, il valore della propria pensione. Noi abbiamo visto situazioni sono state scelte questa modalità di uscita per sì, in situazioni veramente di estrema criticità. No, quando da un punto di vista economico una famiglia si trova nelle condizioni di fare delle scelte a volte anche drastiche, poter avere un reddito subito, seppur decurtato, anziché dover aspettare i 67 anni di età per l'uscita e prendere la pensione. Quindi va a toccare quelle situazioni veramente di disagio penalizzando ulteriormente il lavoro della donna e anche il loro ruolo in famiglia, perché molto spesso le scelte erano per fare caregivere, insomma, qualche familiare. C'è una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Isabella, chiamo da provincia di Padova. Buongiorno signora Isabella. Sto seguendo la vostra trasmissione che è molto interessante. Niente, io volevo chiedere, ho 56 anni e diciamo nell'ambito lavorativo è sempre più difficile trovare lavoro e ho 21 anni di contributi, scusi. Io dovrei andare in pensione a 67 anni con l'età della vecchiaia, da quello che ho capito più o meno. Ma se uno ha lavorato 21 anni, va con la stessa pensione di una persona che non ha mai lavorato? Ok, allora adesso chiediamo alla nostra segretaria, grazie signora di aver chiamato, comunque io le consiglio, adesso a prescindere da quello che riusciamo a estrapolare qui in trasmissione, di andare con il suo codice fiscale in una sede, anche quella di Padova dello SPCGL, perché così le fanno tutte quanto il calcolo, giusto? Mi correggete? Ecco, le fanno tutto quanto il calcolo esatto, preciso, senza sbagliare neanche di un mese, di un giorno, e le fanno le proiezioni, quindi questa è la cosa che
mi sento di consigliare con tanti anni che seguo il sindacato in trasmissioni varie, quindi questo di sicuro, perché è importante avere la propria posizione e tutte le date anche esatte, mi correggete così? Esatto, perfetto. Quindi, però adesso diamo la parola alla segretaria, così riesce a darle magari approssimativamente un'indicazione. Comunque grazie di aver chiamato e auguri per tutto. Prego segretaria. Grazie a lei. Prego. Chi di voi due vuole prendere in mano la situazione? No. 56 anni di età, 21 anni di contributi, cosa deve aspettare? Allora, innanzitutto dobbiamo sapere se ha o no un contributo prima del 96. Quindi l'anno 1996 si è versato dei contributi. Altrimenti per andare, oltre che adesso sono previsti 67 anni, però successivamente aumenteranno se non modificano le leggi. Quindi già hanno detto che c'era stato un blocco dell'aumento della speranza di vita e adesso lo vogliono riattivare dal 2025 e quindi non sappiamo, anche se poco tempo fa c'è stato un decreto ministeriale che ha detto che fino al 2026 l'età e i requisiti non aumentano, però la mano destra non sa cosa fa la sinistra nello stesso governo. E poi dovrà verificare, perché se sono tutti dopo il 96 deve avere che l'importo poi della pensione sia adesso pari intorno ai 500 e rotti euro, perché altrimenti deve attendere ancora un po'. Se invece nel sistema con un contributo prima del 96 non c'è limite dell'importo e quindi quando raggiunge l'età pensionabile, che possono essere 67 o 67 e 4 mesi, 67 e 8 mesi, può accedere alla pensione e i suoi contributi sono tutti valevoli. Per quanto riguarda invece quello che diceva la signora, ma vado con chi non ha mai versato contributi, allora l'importo della pensione tra chi non ha versato contributi e chi ha versato c'è una piccola differenza. Poi se per caso hanno una situazione economica bassa, arrivano a prendere lo stesso importo. Quindi, questo l'ha fatto il signor Berlusconi, che ha aumentato anche a chi non ha mai versato le pensioni e il cosiddetto milione di una volta gliel'ha aumentate anche a chi non ha mai versato un mese di contributi. Però anche era il discorso delle casalinghe questo, c'era anche le persone che non hanno mai lavorato. La pensione casalinghe è la pensione, per non aver versato un contributo si indica che abbia lavorato, oppure anche una persona che non ha mai avuto, non ha mai lavorato, che non ha mai fatto niente, e quindi la classica signora pensione assegno sociale, un assegno sociale, quindi, che dipende però dal reddito eventualmente anche del coniuge. Certo, sì, però se c'è stata che ha fatto la mamma perché aveva 4 figli, il marito non l'ha fatta anche lavorare, come in certi casi, perché tu accudisci i figli, non abbiamo soldi, io lavoro, lei poveretta, insomma almeno 500 euro ha fatto il lavoro domestico. Però questo è una cosa culturale italiana che è basata sul patriarcato, anche, anche perché se vediamo i dati a livello europeo, dove c'è più occupazione femminile c'è più tasso di natalità, dove c'è meno occupazione, no, ma questo è sacrosanto. E quindi bisogna creare asili nido, far lavorare tutti e si aumenta però la signora che ha telefonato ha detto una cosa anche interessante in esordio: ho avuto anche molte difficoltà a trovare lavoro, trovare occupazione, e questo è un altro aspetto, è un altro problema. È un altro problema, perché soprattutto quando arrivi a una certa età le porte si chiudono. Ecco, questa è un'altra cosa che vabbè, su cui si potrebbe anche discutere. Comunque a questo punto si rischia, signora, di essere equiparata a chi non ha versato contributi. L'unica cosa che potrebbe fare la signora è trovare un'occupazione e versare altri contributi. Dipende dalla sua situazione, tanto per prendere soldi conviene che trovi un lavoro, questa è la cosa più importante, per prendere soldi per il momento, certo, avere uno stipendio, e dopo arrivare, e poi dopo arrivare all'età. Si vede all'età. Allora, noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo, naturalmente abbiamo ancora da parlare della persona a pensione anticipata, che avete visto la slide prima che è comparsa, l'importo soglia per accedere alla pensione anticipata, un altro aspetto importante, il taglio dell'indicizzazione e poi altre novità che ci sono. Pochi secondi, canale 19, vi aspetto.
Allora, pensione anticipata, c'è qualche novità? Di che cosa si tratta? Me ne parla lei segretaria, sì. Poi si aggancia anche... Allora, un'altra misura che potrebbe entrare in vigore dal 2024 è l'innalzamento della soglia per accedere alla pensione anticipata nel sistema contributivo, quindi non stiamo parlando della Monti Fornero, ma stiamo parlando della riforma Dini, la possibilità di andare in pensione prevista per chi ha contributi esclusivamente dopo il 96, prevede... C'è sempre questo 1996 come data... È uno spartiacque fondamentale, importante, bisognerebbe approfondire il tema e capire veramente cosa succede a quella data. Allora, questo provvedimento prevede la possibilità di uscire a 64 anni, considerando poi l'indicizzazione rispetto all'aspettativa di vita che appunto riparte dal 2025, quindi 64 anni li valutiamo oggi. E il sistema contributivo prevede l'uscita con almeno 20 anni di contributi, 64 anni di età e un importo soglia pari al 2,8% che è circa 1.400 euro di pensione. Perciò intanto interrompo solo un secondo, la riprendiamo perché abbiamo una telefonata in attesa che dopo sennò cade la linea. Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno, dove chiama? Sì, buongiorno, in provincia di Venezia. Prego signora, dica. Praticamente io le volevo chiedere questo, adesso sono in disoccupazione con la NASPI da 6 mesi quasi. Sì. E avevo maturato, ho 60 anni. Quanti anni, scusi? Quanti anni ha? 60. 60. Sì. 60, sì. Sì. Avevo maturato i requisiti dell'opzione donna con la vecchia normativa. Sì. Perché adesso attualmente ho 37 anni di contributi. Io volevo chiedere questo, io li mantengo questi requisiti, nel senso che posso un domani, finita la disoccupazione, andare in pensione con l'opzione donna oppure no? Allora, resti con noi in linea, adesso chiediamo subito. Allora, non ho capito quanti anni di contributi Quanti anni ha, signora, di contributi? 37. 37. Sì. E a 60 anni? Sì. Compiuti? Sì. Quindi lei aveva i 35 nel 2021 sì, e esatto. aveva nel 2021 aveva 58 anni o ne aveva 57? 58. E nel 2022 ho compiuto i 59 anni ed è passato l'anno. E quindi lei, avendo maturato i requisiti nel 2021, sì, mantiene il diritto ad andare in opzione donna perché è quella vecchia, quella ancora prima di modificare, che era previsto 58 anni di età e 35 di contributi entro il 2021, poi aveva quell'anno cosiddetto di finestra di attesa, quindi andava a fine 2022, però se uno ha maturato i requisiti dopo può andare anche quando sceglie lui. Ok. Va bene. Però gli conviene, se è di Venezia, andare al patronato Inca o a Dolo o a Milano oppure a Mestre, a Chioggia, a San Donà, a Portogruaro, dove là in sede della CGIL all'Inca si va a fare tutti i conti, così è a posto. Va bene. Grazie signora, mille, grazie di aver chiamato. Ecco, il consiglio è sempre per tutti, perché dopo qui live i nostri segretari sono in grado anche di fare dei conti e dare almeno una risposta approssimativa, però veramente ci sono a volte dei piccoli parametri che entrano in gioco che è bene valutare, visto che viene fatto questo calcolo, quindi tanti hanno recuperato anche dei soldi peraltro, questa è un'altra cosa da dire. Consigliamo alla signora, ma anche alla signora che ha chiamato prima, di andare nelle sedi Inca oppure SPCGL, che poi sempre sono presenti sul territorio. Leggo un messaggio, poi ridò la parola al segretario che gli ha portato via la parola. Ma è possibile che non si capisce mai quando andare in pensione? Ogni cambio di governo dice la sua, a volte lo stesso governo cambia più volte. Noi poveri vecchi non possiamo mai programmare il futuro e questo è ledere la propria dignità. Però comunque vecchi no, perché insomma dai a 60 anni no, non si possono più definire vecchi, sarebbe vecchi ormai dove si va, agli 80, 90, insomma. Vabbè, cosa dite a questo proposito rispondendo al messaggio? Io so che in altri paesi europei, per farvi un esempio, in Germania, che aumentano anche loro, stanno aumentando l'età pensionabile, ma già adesso uno sa, in base a quando è nato,
Quando andrà in pensione? Quando andrà in pensione. Cioè da noi è tutto un calcolo speculativo, che non intervenga un altro Covid che ti va a cambiare ancora l'aspettativa di vita. Di norma, quando si fa una riforma, questa dovrebbe durare almeno 25 anni, perché tu quando la fai devi fare delle proiezioni. Invece qui non è possibile. La riforma di pensione non si fa per fare cassa, come è sempre stata fatta delle volte qua in Italia, ma per dare una prospettiva al Paese di crescita. Certo. Prego, riprendiamo il filo del discorso, perché è la pensione anticipata che può interessare anche alcuni telespettatori. Allora, quindi dicevo, intanto coinvolge prevalentemente le persone che hanno iniziato a versare contributi dopo il 96. Dico prevalentemente perché ci sono delle modalità di accesso anche per chi aveva requisiti prima del 96, però entriamo in campi molto specifici, certo, che è bene valutare soggettivamente, perché bisogna tener conto di tutta una serie di fattori che non sono comuni a tutti, perciò la possibilità di accedere al ecosistema previsto per il contributivo è dato anche a chi aveva contributi prima, però dovendo fare la scelta del calcolo contributivo, sapendo che è penalizzante da un punto di vista economico. Quindi parliamo riferendosi principalmente a chi ha contributi dopo 96, c'è la possibilità di accedere anticipatamente, quindi a 64 anni, però con un importo soglia che era pari al 2,8, detto intorno ai 1.400 euro. Questa soglia si innalza al 3, passa dal 2,8 al 3, a 3 volte il trattamento minimo, quindi passa da 1.400 a 1.600 euro. Sappiamo che con il sistema contributivo purtroppo la valutazione dei contributi è molto più bassa e raggiungere un importo di 1.600 significa avere retribuzioni particolarmente elevate, quindi una misura che va a beneficio prevalentemente di chi ha redditi alti e in ogni caso mette in difficoltà, perché innalzando il tetto ovviamente limita la possibilità di accesso. Chiaro. Allora, l'inverso invece, sì, introducendo... Velocissimi perché abbiamo pochi secondi. Velocemente per concludere, invece per quanto riguarda l'accesso ai 67 anni, sempre per la vecchiaia nel sistema contributivo viene abbassato il tetto, che passa dall'1,5 all'1%. Anche qui è una misura che sicuramente va a migliorare il pregresso, ma limita in ogni caso, perché a 67 anni anche nel sistema contributivo, se non raggiungi ad avere l'1%, nel senso i 500 euro e 3 euro minimi del trattamento minimo, non si può accedere a 67, ma bisogna aspettare i 71 oppure quando sia maturato. Allora, siccome la cosa è abbastanza complessa, esatto, avete capito più o meno, andate alle sedi, fatevi fare il calcolo. Sono paletti che vengono introdotti comunque, non vengono e aspettiamo modificati. Comunque dicembre che venga approvata la legge di bilancio. Previa questa cosa qui non riusciamo a parlare di altre cose, perché comunque ci sarà il taglio dell'indicizzazione, il taglio delle pensioni sui pubblici, accenniamo brevissimamente, e l'anticipo a dicembre del conguaglio della perequazione previsto a gennaio 2024. Allora, io parto dall'ultima cosa velocemente. Il conguaglio di norma dell'aumento delle pensioni viene dato a gennaio dell'anno successivo. Quest'anno l'hanno anticipato a dicembre. Il governo Draghi l'aveva anticipato già a novembre l'anno scorso. Poi, per quanto riguarda il taglio dell'indicizzazione, per il momento, già adesso con la norma in vigore, senza che ci sia l'ulteriore taglio, in 3 anni il governo risparmia 10 miliardi sui pensionati. Quindi non c'è la rivalutazione sostanzialmente. C'è la rivalutazione, ma siccome hanno cambiato il calcolo rispetto al calcolo precedente, i pensionati perdono, quelli che sono da 4 volte sopra il minimo, complessivamente 10 miliardi fa un recupero. Poi c'è quello del cambio della modalità di calcolo della quota retributiva per quelli degli enti locali della sanità, che come ho detto prima è una norma retroattiva e dal nostro punto di vista è incostituzionale. Per di più si va a penalizzare eventualmente medici ma anche infermieri che sono quindi il taglio sui pubblici, questo sul dipendenti su una pubblici. parte, certo. Però non si possono cambiare le carte
a gioco già aperto, non si può cambiare le regole vanno da adesso in avanti. Certo, ecco qua se le vedete nella slide vedete sostanzialmente insunto chi rischia, chi si trova in questa situazione, insegnanti di asilo, scuole elementari parificate, iscritti alle casse sanitarie o alle casse pensioni degli ufficiali giudiziari, quindi c'è una categoria. A fronte di tutto questo voi avete organizzato qualche cosa? Noi intanto abbiamo chiesto, per quanto riguarda la perequazione, abbiamo già tramite i gruppi parlamentari che ci sono fatto delle proposte di tornare alla normativa precedente e quindi di recuperare almeno qualcosa in più rispetto all'inflazione. Abbiamo chiesto di togliere la norma che prevede di modificare il sistema di calcolo della perequazione e guarda caso è nel capitolo di riduzione della spesa, quindi hanno già intenzione di dal 2027 modificarlo riducendo ancora di più il sistema di calcolo. Poi abbiamo chiesto l'aumento della 14ª e l'ampliamento delle persone che possono avere la 14ª. Per quanto riguarda questa norma, per quanto riguarda i pubblici, già il 17 ci sarà lo sciopero di questo settore. Inoltre noi abbiamo detto che è incostituzionale, quindi chiediamo che venga abolita e inoltre come CGIL e UIL iniziamo dal 17 di novembre a fare delle manifestazioni e scioperi e inoltre come SPI probabilmente il 15 di dicembre faremo una manifestazione a livello nazionale. Ma vi terremo aggiornati su tutto questo. Allora grazie a Walter Cavasini, dipendente Dipartimento Previdenza SPI CGIL Nazionale, Antonella Franceschini, segretaria SPI CGIL di Padova, di essere stati qui con noi. Cari telespettatori, grazie a voi di averci seguito. Naturalmente vi invito andare a controllare comunque la pensione anche per recuperare eventuali arretrati o qualcosa che è stato sbagliato. Succede anche questo, molti hanno recuperato tanti bei soldini, le sedi INCA e SPI CGIL sono presenti in modo capillare in tutto il territorio. Rivedete casomai la puntata se avete perso qualche cosa, però definitivamente sapremo con l'approvazione delle leggi di bilancio, ribadisco, quindi avremo anche, faremo il punto con il nostro sindacato. Ben ritrovati a voi naturalmente, grazie, buon proseguimento, ci vediamo presto.